Un'occasione per ritornare alle origini, a quel 19 settembre 1846, quando per mano del cardinale Placido Maria Tadini il giovane Agostino Roscelli venne ordinato sacerdote e iniziò il suo mandato presbiterale che nel 1876 lo portò alla fondazione dell'Ordine delle Suore dell'Immacolata Concezione. A Bargone di Casarzà Ligure, dove nacque il 27 luglio del 1818, il vescovo diocesano Monsignor De Vasini ha presieduto la celebrazione eucaristica alla quale hanno partecipato diverse delle religiose che oggi hanno la loro sede a Genova, dove Don Agostino iniziò la sua opera che si consolidò e si dilatò oltre i confini dell'Italia. È stato un momento estremamente emozionante proprio di ritorno alle nostre origini, in un momento storico nel quale appunto ci stiamo interrogando su quale sarà il nostro futuro. Nella sua omelia Monsignor De Vasini ha sottolineato la fede di Sant'Agostino Roscelli, conosciuta attraverso le scritture e l'incontro con i fratelli. Fondamentale nella sua vocazione sarà l'incontro con l'allora arciprete di Chiavari, Don Antonio Maria Genelli, il suo amore nei confronti della natura e delle bellezze dell'uomo, il suo essere testimone della carità. Si è preso cura degli artigianelli, si è preso cura dei bambini orfani, si è preso cura dei carcerati, si è preso cura delle ragazze madri. Roscelli si è preso cura di loro, con passione, con dedizione, con fedeltà. Al termine della celebrazione c'è stata la visita alla casa natale di Sant'Agostino, lì dove ricevette il battesimo il giorno stesso della sua nascita, seguita da un momento di condivisione. I parrocchiani di Bargone hanno desiderato mettere dei fiori proprio sul fonte battesimale. Come dire, tutto è cominciato qua per Sant'Agostino Roscelli, il giorno del suo battesimo, che è anche praticamente il giorno della sua nascita, perché era in pericolo di vita e allora lo hanno battezzato immediatamente. Dopo la visita alla casa natale siamo venuti in quella che era la casa provinciale delle suore per vivere con i parrocchiani, con le suore, con il vescovo, un momento di fraternità insieme con le persone che hanno desiderato partecipare.